La settimana santa ad Agrigento, infuocata dal fuoco che si è scatenato in un magazzino a San Leone, a Lungomare, Falcone e Borsellino, dove si sono precipitati i vigili del fuoco, come se non bastasse il lavoro già straordinario a cui sono costretti i pompieri per domare i roghi dei cassonetti che imperversano in mezza provincia agrigentina dilaniata dall'emergenza rifiuti. L'allarme è scattato poco dopo le 2 della notte. Le pompe di acqua e di altre sostanze nemiche dell'acqua hanno bombardato più di 3 ore. Poi la furia delle fiamme è stata domata. Indagini sono in corso alla ricerca della causa, accidentale o no, che ha partorito il fuoco al deposito. Adesso è tempo della conta dei danni subiti e dei progetti di rimedio e di recupero. Gli interni di locali del genere, depositi di merce varia a facile combustione, sono altrettanto facile preda del fuoco. Le immagini sono state registrate dalla telecamera all'esterno della zona, dove è scoccata la scintilla che ha alimentato l'incendio.